Ci troviamo a Oleis, nel cuore dei colli orientali del Friuli Venezia Giulia. Da qui prende il via la marcia, la quarta edizione della marcia a Tor, Pairongs di Wallis e Badie, con 2 percorsi adatti a tutti di 6 e 12 km. Oleis, suggestiva frazione del comune di Manzano, dolcemente abbracciata dalle colline su cui spicca la millenaria abbazia di Rosazzo da un lato e dalle verdi acque del fiume Natisone dall'altro. La favorevole esposizione, unita a un ottimo terreno e a un clima altrettanto favorevole, le hanno permesso nel corso dei secoli di diventare una zona fortemente vocata alla produzione di vino e di olio d'oliva. Olio d'oliva che è il protagonista indiscusso anche di questa 10ª edizione della Festa dell'Olio, organizzata dalla locale associazione Oleis e dintorni e ospitata in questa bellissima cornice che è il Parco Maseri, gentilmente concesso dal professor Attilio Maseri. Bursting through a blood-red sky, a slow landslide, and the world we leave behind. It's enough to lose your head, disappear, and not return again. When I fall to my feet, wearing my heart on my sleeve, all I see just don't make sense. You are the port of my call, you shot and leaving me raw. Now I know you're amazing, 'cause all I need is the love you breathe. Put your lips on me and I can live underwater, underwater, underwater. Flying through a bright blue sky, with a space boy high, from the world I leave behind. It's enough to lose my head, disappear, and not be seen again. Ci troviamo al primo ristoro lungo il tragitto, chiediamo alcune impressioni ai partecipanti. Come vi siete trovate? Bene. Vi state divertendo? Sì. Sì, dai. Perfetto, adesso allora riprendete, fate la marcia corta, quella lunga? Lunga. Non so, è lunga, sì. Benissimo, buon giro, ciao! And I fall to my feet, wearing my heart on my sleeve. All I see just don't make sense. You are the port of my call, you shot and leaving me raw. Now I know you're amazing, 'cause all I need is the love you breathe. Put your lips on me and I can live underwater, underwater, underwater. Allora, lungo il tragitto ammiriamo incantevoli scorci arricchiti da importanti testimonianze del passato, come la chiesetta di Sant'Egidio alle mie spalle, l'abbazia di Rosazzo, dove i primi occupanti, i benedettini, importarono circa 1000 anni fa i primi esemplari di vigneti e di uliveti che poi impiantarono nei dintorni e ne insegnarono la coltivazione alle popolazioni locali. Oleis, infatti, è il toponimo che deriva proprio da olio. Allora siamo alla conclusione di questa bellissima manifestazione, abbiamo avuto quasi 1000 partecipanti e diamo la parola alla prossima manifestazione che ci attende domenica prossima. Ciao a tutti, noi siamo del gruppo Amici di Federico di Castione delle Mura. Vi aspettiamo lunedì 2 giugno
E la nostra marcia, la partenza è prevista dalle 8:30 alle 9:30. Abbiamo 3 percorsi di 7, 13 e 20 km. Importante ricordare che è una marcia a sfondo benefico e il ricavato verrà devoluto all'AIL di Udine, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, e è un memorial per ricordare Federico. I percorsi sono molto belli, sono pianeggianti, li abbiamo molto curati, ci sono dei boschetti e andiamo vicino a dei corsi d'acqua, quindi vi aspettiamo. Dopo aver parlato della manifestazione di lunedì 2 giugno, parliamo della manifestazione del giorno prima, domenica 1 giugno, che saremo a Trepo Grande, all'interno della Festa dello Sport. Abbiamo ideato 3 percorsi che si svolgeranno tutti all'interno del comune di Trepo Grande, di 7, 14 e 21 km, sul 90% su strade interpoderali e sentieri di campagna. La partenza per il percorso da 21 km è prevista dalle 8:30 alle 9:30, mentre per i percorsi di 7 e 14 km si potrà partire dalle 8:30 alle 10. La marcia non è competitiva e a tutti i nostri marciatori all'arrivo sarà organizzata una bella festa con un gruppo di giovani affiatati. Per vedere la bellezza del nostro percorso potete cliccare su YouTube digitando Chei de Bielevite 0106 2014. Vi aspettiamo tutti domenica prossimo 1 giugno.